Da un lato le informazioni grezze, dall'altro la loro traduzione in una specie di tachimetro. In un momento di rosso sono in un momento di crisi, nel giallo sono in una situazione che devo attenzionare, mentre nel verde vuol dire che sono in una situazione ottimale per quella unità operativa dove andiamo a vedere i dati. Il cruscotto multidimensionale per la direzione delle professioni sanitarie è uno dei due progetti che la ULSS 9 ha portato in finale nella sfida Forum PA 2024, gara per segnalare i migliori progetti di digitalizzazione nella pubblica amministrazione. Per capirne l'utilità basta un esempio: tra i parametri inseriti ci sono le richieste di mobilità tra i reparti. Andare a vedere quante persone chiedono di spostarsi da un'area o quante persone chiedono di andare in quell'area consente anche di fare un'analisi del clima organizzativo che può esserci in quell'area. Oltre al cruscotto, la ULSS 9 Scaligera ha portato in finale anche Stella 9, programma che parte dalla digitalizzazione dell'atto aziendale. Stella 9 parte da un database di aggiornamento notturno del personale, quindi con l'aggiornamento notturno io riesco a vedere informazioni che tra loro vedrei in ordine sparso, con qualche difficoltà anche da aggregare. Sono dati validati e soprattutto un valido supporto per gli operatori di un'azienda come questa che ha notevoli informazioni che devono però essere lette facilmente e facilmente integrabili.